Il giorno più caldo dell'anno in Veneto è stato ieri, con massimi di 36 gradi registrati a Fossalta di Portogruaro in provincia di Venezia e a Castelfranco in provincia di Treviso. In molte altre città e centri minori della fascia centrale della regione i termometri hanno sfiorato i 34-35 gradi. Sulla Marmolada ben 11 gradi registrati a 3200 metri di Punta Rocca, quindi clima torrido anche in montagna, 27 gradi a Cortina. Nonostante la canicola, però, nessun record abbattuto per il mese di luglio, anche se l'apice del caldo è atteso per il fine settimana. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 20 luglio 2022. La prima notizia del giorno riguarda l'allarme climatico in Veneto, temperature altissime, caldo, siccità, fiumi in secca, rischio incendi, ma soprattutto appunto temperature elevatissime. Si parla quindi di stato di allarme climatico annunciato dalla regione fino a venerdì, ma potrebbe andare oltre. Le strutture sanitarie sono in allerta per il maxi caldo che deve ancora arrivare in realtà. Allora abbiamo visto poco fa la notizia sulle pagine del Gazzettino. Sul Corriere del Veneto il titolo: caldo torrido e umidità, scatta il piano regionale, rafforzati i presidi sanitari, in città attesi 38 gradi, siccità, raccolti e vendemmia vengono anticipati. Ci sono le foto degli ortaggi marci perché le piante sono bruciate dal caldo, i campi secchi, manca l'acqua, quindi il mais è in sofferenza, girasoli ormai disorientati, il sole è rovente, troppo caldo anche per loro. Nei prossimi 3 giorni in Veneto sarà allarme meteo per l'innalzamento delle temperature fino a 38-40 gradi. Quindi l'allerta meteo dura fino a venerdì, coinvolti comuni, province, servizi sociali. Non è detto che poi l'allerta non venga estesa, non si prosegua. Dopo la siccità record del 2022 senza piogge, meno 80% da inizio anno, c'è l'estate torrida. Leggiamo le dichiarazioni del centro meteo ARPAV di Teolo. L'alta pressione nordafricana si farà sentire ulteriormente, in particolare si percepiranno nel fine settimana temperature elevate vicine ai 38-40 gradi su gran parte della pianura e, come abbiamo visto, anche in montagna temperature elevatissime. Questo per quanto riguarda l'allarme climatico in Veneto. Noi voltiamo pagina e vediamo il sondaggio di Demos per l'osservatorio sul nord-est del Gazzettino. Benzina e gas preoccupano più della guerra e del Covid. 6 intervistati su 10 temono soprattutto i rialzi delle tariffe e dei carburanti nei prossimi mesi. L'invasione dell'Ucraina inquieta soprattutto gli anziani. Il virus invece ormai ai giovani non interessa più, solo il 3% si dichiara molto preoccupato dell'andamento dei contagi da Covid. Il dato più interessante comunque è il confronto con aprile. Aumenta la preoccupazione per il costo di gas ed energia elettrica dal 53% al 61% di persone molto preoccupate. Cala invece la preoccupazione per la guerra in Ucraina, era il 51% ad essere molto preoccupato ad aprile, ora il 43%, parliamo naturalmente del totale degli intervistati. L'andamento dei contagi da Covid invece torna a preoccupare, anche se con percentuali basse. Solo il 26% è preoccupato, ha paura del Covid, mentre in aprile però era ancora meno, era solo il 17%. Quindi l'ultima ondata, questa di luglio, dei contagi da coronavirus ha avuto un effetto anche nella percezione delle persone che, seppur in parte minoritaria, comunque tornano ad essere preoccupate. Si vede una tendenza, insomma, che indica un ritorno alla paura, alle preoccupazioni per il Covid. In ogni caso, gas, energia elettrica e benzina tra le principali preoccupazioni del nord-est, e solo dopo la guerra in Ucraina e la pandemia da coronavirus.
Voltiamo pagina, parliamo di sanità sui quotidiani del gruppo Gedi, la notizia relativa ai medici precari e in particolare che non lo saranno più, perché la notizia riguarda proprio la loro stabilizzazione, quindi medici verso la stabilizzazione, firmato l'accordo per i precari. Dopo l'accordo raggiunto per il personale del comparto, ieri è arrivata la firma anche per stabilizzare i medici precari che lavorano nella sanità veneta. Via libera quindi all'intesa tra sindacati e regione per confermare a tempo indeterminato i dottori assunti con contratti a termine tramite procedure concorsuali o selettive che abbiano maturato al 30 di giugno scorso almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Potranno essere assunti direttamente dalle ULSS senza alcuna procedura selettiva, perché già l'hanno svolta, e queste assunzioni dovranno essere finalizzate entro il 31 dicembre del 2023. Si tratta di numeri estremamente modesti, scrive però Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo Gedi, persino più delle già basse cifre che riguardavano il comparto. 200 gli operatori interessati dal primo accordo, con la nuova intesa possono puntare alla stabilizzazione 47 professionisti, quindi nel dettaglio parliamo di 17 medici, 16 psicologi, 5 biologi, 4 farmacisti, 4 veterinari e 1 odontoiatra, lavoratori della sanità che sono stati al fronte nei 2 anni segnati dall'emergenza sanitaria ma privi di un contratto a tempo indeterminato. Il commento della CGIL, parlando di numeri di questo genere: dire che siamo soddisfatti è forse esagerato. Certo, meglio stabilizzare questi pochi medici con contratti a tempo determinato piuttosto che lasciare anche loro in balia dei contratti a termine, dice Sonia Todesco, segretaria generale della funzione pubblica CGIL. Una piccola pezza per cercare di coprire almeno un po' la voragine in cui versano gli ospedali del Veneto, con personale sottodimensionato e incapaci di rinfoltire la schiera di professionisti di fronte a bandi che in molti casi vanno deserti o quasi. Questo insomma per quanto riguarda la sanità, il nodo della sanità pubblica del Veneto, che è il nodo del personale, la carenza di personale. Appunto, abbiamo visto 50 tra medici e altri professionisti contrattualizzati finalmente con questo accordo, numeri però che non risolvono alcun problema, ricordando che il numero, le dimensioni della fuga dei medici della sanità pubblica verso il privato o verso anche le altre regioni o verso l'estero ha dimensioni che negli ultimi anni hanno raggiunto l'ordine di grandezza delle migliaia, non delle poche decine di assunzioni di cui stiamo parlando ora. Sempre parlando di sanità, una notizia flash: Gucci finanzia la ricerca di un vaccino anti-Covid nel laboratorio di Crisanti. La notizia sul Gazzettino di oggi. Una donazione da 463.000 euro a favore del Dipartimento di Medicina Molecolare diretto appunto dal professore Andrea Crisanti, un'erogazione liberale che si inserisce nel contesto di un protocollo di collaborazione stipulato con il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Tutta una serie di altri soggetti che effettuano donazioni all'Università di Padova a supporto degli studenti della ricerca del patrimonio storico-artistico e di iniziative culturali, ma insomma questa è quella che più ha colpito. Quindi Gucci che finanzia la ricerca anti-Covid di un vaccino anti-Covid nel laboratorio di Crisanti. L'articolo di Mauro Giaccon sul Gazzettino di oggi. Voltiamo pagina, la politica. Come abbiamo visto già ieri, la Lega in Veneto, ma non solo, la Lega a livello nazionale si spacca e litiga sul sostegno al governo di Mario Draghi, e lo vediamo anche oggi, perché basta prendere in considerazione 2 articoli, uno sui quotidiani del gruppo Gedi: la crisi di governo, Lega Veneta insoddisfatta di Draghi, autonomia nulla di fatto in 18 mesi, Fontana, Lorenzo e Stefani Alberto a confronto fra Salvini e i parlamentari del Carroccio sul futuro dell'esecutivo. Quindi in questo articolo di Filippo Tosatto
viene descritta, si racconta una Lega Veneta insoddisfatta di Draghi, parla addirittura di un nulla di fatto per quanto riguarda l'autonomia, quindi un giudizio negativo e scettico rispetto alla possibilità di continuare con il governo Draghi da parte della Lega Veneto. Questo ci raccontano i quotidiani del gruppo Gedi, ma basta cambiare quotidiano, in particolare aprire il Corriere del Veneto, per leggere il racconto completamente opposto. La politica, Draghi bis, Zaia guida i leghisti nell'ultimo pressing su Salvini. Ieri l'incontro tra i presidenti di regione e il leader della Lega che è tentato dalle urne. Quindi, secondo il Corriere del Veneto, invece nella Lega Veneta c'è una fronda guidata da Zaia a favore del Draghi bis. Difficile capire quale racconto sia più vicino alla realtà. Nel frattempo, questa è una notizia, diciamo, di carattere nazionale. Ieri pomeriggio si è tenuto un lungo vertice del centrodestra seguito da un incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi per un confronto sulla crisi di governo e come sicuramente già sapete, questa mattina alle 9:30 Draghi terrà un discorso al Senato, mentre domani parlerà alla Camera, dopo che venerdì 15 luglio, quindi venerdì scorso, Draghi ha rassegnato le sue dimissioni dopo che il Movimento 5 Stelle non ha votato il decreto legge aiuti al Senato, dimissioni che poi Mattarella ha naturalmente respinto. Naturalmente perché il governo Draghi ha in questo momento una solidissima comunque maggioranza parlamentare e quindi dovrà andare avanti. Questo secondo il Quirinale almeno, che ha rimandato alle Camere Draghi, ma insomma vedremo come si definirà la situazione, vedremo anche di capire quale sia la posizione della Lega del Veneto. Nel frattempo, l'ultima notizia di oggi, una flash sempre di politica, arrivano improvvisamente le dimissioni del portavoce di Zaia, di fatto senza una motivazione ufficiale. Non conciliavo più il lavoro e la famiglia, dice, quindi ragioni personali che hanno portato alle dimissioni. Giuliano Zuin ieri al rientro dalle ferie ha depositato una lettera, ha restituito il cellulare di servizio, aveva ricevuto l'incarico soltanto a febbraio, quindi si dimette dopo soli 5 mesi il portavoce del presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.